È allenata ai grandi numeri Longarone, ma quest'anno quelli che entreranno negli annali della pedonata non competitiva ai percorsi della memoria non potranno superare il tetto di 6.000 partecipanti. È stata la tempesta Vaia a imporre un limite massimo e sono state le conseguenze di quei drammatici giorni di quasi un anno fa, oltre alle proteste degli automobilisti costretti in coda sulla 51 di Alemagna, a costringere gli organizzatori a spostare anche la partenza del tracciato dal centro di Longarone alla sponda est di Ponte Campelli. Aspettiamo che la prossima primavera sia l'amministrazione di Longarone che di Erto e Casso si attivi per migliorare la viabilità in alcuni posti a rischio e esposti del transito sui sentieri e quindi avendo maggior sicurezza anche la protezione civile ci appoggia per una candidatura a un tetto di 8.000 persone. È vigilia di attesa e di impegno per tutto il longaronese che si appresta a commemorare la strage del Vajont, costata la vita a 1910 vittime innocenti. Il calendario degli eventi sarà presentato ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone. Teatro, cultura, appuntamenti con la storia e con lo sport e la solidarietà. In una passeggiata che però ha grandi significati dal punto di vista anche spirituale e morale. Quindi questo è il primo di eventi di un programma che noi abbiamo già allestito, che comunicheremo ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone. Emozioni e suggestioni dei luoghi della memoria sono indescrivibili anche per chi è abituato a macinare chilometri a piedi. La gara, in programma domenica 29 settembre, segue i tratti di strada interrotti o distrutti dall'acqua del Vajont, ma anche i sentieri che sono stati storicamente le uniche vie di collegamento per le genti di Longarone, Erto Casso e Castellavazzo. Gran finale degli eventi il 2 novembre con la visita del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che sarà ricevuto a Belluno e che celebrerà la messa al cimitero monumentale di Fortogna.